Un forte boato ha svegliato ieri mattina intorno alle 7 i residenti delle palazzine di via Creva 93C a Luino. Sono due di colore giallo beige, ma è soprattutto una che è stata interessata dalla caduta di massi e pietre dal versante della montagna alle spalle della costruzione, al punto che a causa della frana una quarantina di persone, 11 famiglie in tutto, di una delle due palazzine, sono state evacuate per sicurezza dai vigili del fuoco. Il comune, nella persona del sindaco Enrico Bianchi, ha messo a loro disposizione alcune residenze, alcuni locali e delle abitazioni dove possono trascorrere i prossimi giorni in attesa che il versante della montagna sia messo in sicurezza. Per altri invece si sono aperte le porte delle abitazioni di alcuni parenti. Il boato ha portato allo sgancio dalla montagna di massi grandi anche più di una persona, che per fortuna sono stati bloccati in gran parte dalla rete paramassi che era stata posizionata sul fianco della montagna dopo la frana che era venuta nella stessa zona tra il 23 e il 24 aprile scorso. Cioè, nonostante diversi sassi hanno rotto in diverse parti le tapparelle dell'abitazione di via Creva e la paura dei residenti era palpabile. A questo punto molti si chiedono sia quando verrà definitivamente messa in sicurezza la montagna e soprattutto quando potranno ritornare nelle loro abitazioni.